Tanto, Benenne lo sa tutto. Allora non scherzi già su Rio, già in Abbastanza. E ti si narra di nuovo. Suri. Sa 2 mesi. Da 2 mesi. E no, che come te colai sta zetta che non lo bevi questo monte? Beh, mi sta spreda, si posta il gai, e brinché, una preda sattra, ma talvolta sta preda si chiama per sé e che lui la morte. E se ne conosce i gai, purtroppo i gai non stanno. Però se con la toglia del 6 mesi fino in cui o fino più a basso? Ma deve essere stato in oca, deve essere stato, più o meno come c'è rampa di cui sempre, e più o meno deve sempre in direzione, deve essere stato in oca, qua bassa, Questa barca che mi fidi, questa barca mi fidi in oca, a parte a basso, ma sul rio si stringe le gomme, no? E tanto ponevano la corda, ponevano una corda, prima più dal remo, ma non fin tutto sul remo che le siano manovrare, che le siano aleare. Tanto ponevano questa corda, una corda metallica, da una parte del suo rio è stata la volta più legata e vado un'anella, che sta corda che vedi dentro questa anella. Tanto uno entra dentro la barca e tirai questa corda, poi questa barca camminai, scandata, se cosa arriva, no? E si chiama, si sbricaglia, a manca di resta. Scortente senza il voi. Non adesso si mezza intero, si mezza scrumpeso, io fai il sardo, Sono scuro per il sardo. Se lo gruppendete non riesco. A Giulia glielo spieghiamo che la mamma è brasiliana, gli altri lo capiscono. Ah, è brasiliana la mamma. Però Allora è proprio brasiliana è destra, Il papà è sardo. Glielo spieghiamo. E tanto sapete applicare, quindi si brincare gai. A me mi è capitato un'altra volta, beh, uno, Tommaso Puzzone, questo unico più bravo di a guidare questa barca che sorremo. E su Rio, da in banchina, da una parte, a questa parte, mi che brincai ma l'aliare, se cambia questa corrente, mi vedi? Questa barca la galea sempre di culo, e sempre remende, mi che brincai da questa parte. Quello unico che me la faceva. Ma tante volte mi è capitato. Io non ho prima questa corda e andai bene, no? Andiamo? Perché sta facendo delle Chi ha fatto finché a chiedere? Tanto, ascoltate come si chiama Sanremo come l'ho lasciato prima. Innanzi di andare a Sonura che si chiama Sanremo. A Monnato che siamo in intro del suo territorio del suo comune del Torpè. In una del Salbatto il Bidas del suo parco Teppilora, no? Questo già iscritto da scuola che è stato spiegato. E in intro sa riserva di biosfera. Come siamo di Sonura che da Santo Bredo e siamo a Pago Dretto da Rio, da 2 mesi, siamo a che mi metto al metro da in cue. Le vini e si va Beh, sul pischetto si va andare a Toa, si va a Toa una strada a pulsa su Rio sempre, no? E troncane dal frunza, bella, si vive, e poi vive in bravo, tutto, se le schiampagare, la stessiana e fanno sul pischetto. Sul pischetto servivano per andare a bollire Safigo, per andare a bollire Sapira, tutto Safigo Morista, tutte queste cose, può andare alle risorse in campagna, ma bella cosa servivano sul pischetto, no? E ti peschi bisogni su Rio? Bestie su muggine, sa trotta, ma tanta scelta di peschi, poi per Sambita, Pieste, e insomma la bindata, no, bindata. E pescare questa cosa, pescare. Tanto pescare poi il suo fuoco, la cucchia, la manicata. A lei c'ha poco su Rio? Sa fuoco su Rio che sta in basso, in mare. Sa fuoco sta in mare, si mette in bocca al sabato su Rio che si canta da mare, questo è sa fuoco. E noi quel fuoco, non bindare sul mare, non bestie no. Si canta dritto a mare, a passata, a sa fuoco. E in cui sbocca a su mare, sbocca. E ti usai dopo la mare di Spagna? Con una saghesina, capo di saccai, pure poneva una buggita, poneva sabba, buggita, di sifatare alla paella pulita. Sabba di su Rio, questa la trappola, No, come te la piccai? ma te la leaini? Beh, la leaini sentono secchio, tanto secchio, tutte plastiche, non pinta io, no?
Tanto vai da il linna fine, oppure di ultiglie fine, lo scuppolo, questi cuppoli, questa zona di due fine, no? Di ultiglie, una manezza, una fatto, e lei scompri a sabba, e lei che tiene un altro recipiente, un altro manno, e gaina lei a E io non ci vogliono in sta canna. Beh, questa canna, poi sono stati due canne, io quando ero minore, io avevo questa canna, mi faceva sguardito e corria e a toppavo pure perché scurre, no? Ma via io che corria, non mi veniva mezzo anche, mi veniva questa canna e corria, tanto brincavo, no? Vai, no? Poi facciamo questa pistoletta, così, così da questa canna, che uno fa, io quanto buonata, sono gli occhi, dai, sono andato gli occhi, mi andai a giocattolo, mi andai a fare, non so, divertiamo il gai. Giocavamo a Brescia e tutti io col gai denuda, non mi dai a giocare lo stanno. Ma chi è una qualche strumento musicale questa canna? Sì, beh certo, io vi bravo a suonare per È una domanda questa. per le canne. Poi se mi pongo a fare forse non me la forma che lo suonare, ma prima ero bravo a suonare il piperone. E la strufetta, sono batto il buco, il piperone mi sta due il buco solo. E questa strufetta suonava con batto il buco e suonava sul ballo, suonava bravo, no? Roba dai, come? Sono usato, eterno, mi lamento bruso, non mi sono scappato. Ma prima era bravo. Tanto, attenzione Pizzinos, come lo carezzamo dai noghe e andiamo a fare aspettate un attimo, manco messata già fatta. Tanto ringraziate a Zio Ioglietto che ci ha dato questa scuola. E gli fate un applauso. Non è che prima